Tragico incidente nel pomeriggio a Zero Branco, auto si schianta contro un camion sulla Nualese e finisce in un fosso, nulla da fare per l'automobilista 56enne. Il maxi tamponamento tra 50 veicoli in Val Sugana a Cismon del Grappa a causa della strada ghiacciata, allestita a tendopoli per le decine di feriti nello schianto, il sindaco rischiata una strage. Nessuna autopsia ma una perizia per stabilire le cause dell'incidente nel quale sabato sera ha perso la vita a Oderzo la 26enne scesa dall'auto per salvare un gufo. Confronto a Roma tra l'associazione dei comuni e il presidente del Consiglio sul decreto sicurezza. Per Mario Conte, unico sindaco veneto in delegazione, il rifiuto di applicarlo dei sindaci ribelli è naufragato. Inquinamento dell'aria a Venezia e Padova, allerta rossa. Treviso evita l'inasprimento dei blocchi per il rotto della cuffia, da giovedì attese precipitazioni. I genitori salgono sul treno, ma il bambino di 7 anni rimane a terra. È accaduto in stazione a Treviso l'intervento della Polfer per consolare il piccolo. Lavori al via da oggi a Mogliano in piazza Donatori del Sangue, area off limits per le soste, piano straordinario di parcheggi per evitare il temuto caos in città. Ieri a Cappella Maggiore il compleanno del mulo alpino Iroso che ha tagliato il traguardo dei 40 anni, a festeggiarlo anche il governatore Luca Zaia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in apertura anche questa sera una tragedia della strada. Poco prima delle 17 infatti lungo la Nualese a Zero Branco ai confini proprio con il comune di Scorzè si è verificato un incidente terribile frontale tra un'auto e un camion, un terribile impatto con entrambi i mezzi finiti fuori strada come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. Sono finiti nei fossati laterali. Il conducente della vettura ridotta a un ammasso di lamiere è rimasto incastrato, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e dal personale del SUE 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Un 56enne residente nel Padovano che purtroppo è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso di Treviso. Lievi invece i traumi riportati dal camionista. Sul posto la polizia stradale di Castelfranco, traffico ovviamente sulla Nualese in grosse difficoltà con code e incoronamenti in entrambe le direzioni. E questa mattina invece il maxi tamponamento in Val Sugana a causa dell'asfalto ghiacciato con decine di mezzi, 50 mezzi coinvolti e decine di feriti, di cui 5 gravi. Una strada che è stata riaperta soltanto dopo 7 ore di lavori incessanti. Abbiamo circa 1 chilometro di incidente e tamponamento a catena. L'elicottero di Trento fa la spola avanti e indietro. Tutto a posto? Che si scivola tantissimo. Buongiorno, come in gardo Giovanni Comune. Ghiaccio impietoso in Val Sugana all'altezza di Primolano, frazione di Cismon del Grappa, al confine con il Trentino. Più di 30 mezzi tra auto e camion coinvolti in un maxi tamponamento causato dall'asfalto ricoperto da una lastra gelata che si è creata dopo la pioggia scesa alle prime ore di oggi. Dalle 7 di stamane elisoccorsi, ambulanze, vigili del fuoco, Croce Rossa, protezione civile al lavoro. 16 feriti, 5 gravi e li trasportati al Santa Chiara di Trento, gli altri portati agli ospedali di Feltre e Borgo. Una quarantina i codici verdi controllati direttamente sul posto. Allestita una tendopoli, un punto di primo soccorso provvisorio per riparare i feriti dal freddo e portare le prime cure. Guarda che casino. Va tutto a posto? Tutto a posto? Perfetto. Fin dove finisce? Fino in fondo? Adesso arrivano. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per più di 7 ore, ore e ore in cui i soccorritori hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza le persone, la strada, un disagio enorme lungo una delle arterie più trafficate di collegamento tra Veneto e Trentino.
il sindaco di Cismon del Grappa si è trovato letteralmente in prima linea tra il ghiaccio della statale Valsugana cercando di dare una mano. Una situazione non nuova nella zona ma mai vista in queste proporzioni, racconta il primo cittadino. Sentiamolo. È stato un impatto tremendo e unico, era già capitato in passato che in quei tratti, proprio perché è uno dei luoghi più freddi della Val Brenta in cui il sole non batte per lunghi periodi dell'anno e tra l'altro quel tratto di strada lì è senza guardrail, quindi è capitato che altri camion o macchine scivolassero di sotto, ma non una potenziale carneficina come questa. Io devo ancora appurare, ma mi si dice anche che delle persone siano state investite mentre scendevano dall'auto perché chi arrivava non riusciva a frenare gli automezzi, quindi qua si è veramente rischiata una strage a mio avviso rispetto alle tante persone che comunque si sono infortunate, diciamo possiamo dire che è andata anche bene perché veramente potevano verificarsi conseguenze nefaste per tante persone. Se invece sentiamo la Vox Populi che dice in Trentino andava tutto bene mentre in Veneto c'erano problemi? Beh guardi, su questo io nutro dei dubbi, nel senso che io stesso sono stato in parte coinvolto dall'evento e ho fatto il tratto trentino a piedi, in realtà era molto ghiacciato anche quello, tant'è che l'autoambulanza da Borgo scendendo verso il luogo dei sinistri ha tamponato dei carabinieri fermi sul posto, cioè la strada era tutta scivolosa a mio avviso sia in Veneto che in Trentino. Poi sulla differenza non sono in grado di riferire, però sicuro che anche il tratto trentino era pericoloso. Ed ora la tragedia invece di sabato sera di Oderzo, che abbiamo raccontato proprio sabato sera in diretta, era da poco accaduta sotto shock. Ovviamente gli amici e conoscenti di Angela Pozzebon, la 26enne di Strana, morta per salvare un gufo. La procura non ha disposto l'autopsia ma ha invece deciso per una perizia per verificare esattamente la dinamica di questo drammatico e per certi versi assurdo incidente. Una comunità intera piange la morte di Angela, 26 anni. La giovane è stata investita sabato sera lungo la tangenziale a Piavon di Oderzo, mentre cercava di portare in salvo un gufo in mezzo alla strada. Amava gli animali, tanto che quando ha visto il gufo ferito sulla carreggiata non ci ha pensato due volte. Ha accostato la sua Opel Corsa ed è scesa. In quel momento dalla sua stessa direzione sopraggiungeva una Mercedes guidata da un 74enne. Il pensionato non l'ha vista e l'ha falciata, uccidendola sul colpo. L'uomo, seppur come atto a tutela delle garanzie difensive, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Angela era molto conosciuta sia a Oderzo, dove lavorava in uno studio di tatuaggi, sia di Strana, dove era residente. Primogenita di Renzo e Rosanna, titolari di una nota falegnameria, lascia anche un fratello, Giulio. Numerosi messaggi delle amiche che la descrivono come una ragazza anticonformista, amava pensare con la propria testa. Tanti sogni nel cassetto, come quello di andare presto a vivere assieme al suo ragazzo, tanti progetti che si sono infranti lungo la strada. Aveva studiato in un istituto di Castelfranco e poi aveva continuato il suo percorso all'Università di Padova. Studiosa, brava a scuola e sempre disponibile con tutti. Sia Istrana che Oderzo sono sotto shock. Sulla dinamica stanno ora indagando i carabinieri giunti sul posto, anche se la ricostruzione sembra ormai chiara. Dalla cronaca adesso al dibattito sul decreto sicurezza, l'atteso confronto tra comuni e governo sull'applicazione del decreto Salvini, l'incontro a Roma di oggi. Il sindaco di Treviso Mario Conte, unico primo cittadino veneto a far parte della delegazione ANCI, è uscito soddisfatto dall'incontro. Vediamo perché. In una nota diffusa pochi minuti dopo la conclusione dell'incontro tra l'ANCI e il Presidente del Consiglio, Mario Conte, unico primo cittadino veneto in delegazione, definisce naufragata la linea dei cosiddetti sindaci ribelli, quelli che rifiutano di applicare il decreto sicurezza. Incontro assolutamente positivo, il clima di tensione che si era manifestato negli ultimi tempi è stato completamente controllato, sono state portate alcune proposte al Premier Conte, ma la cosa positiva è che questo governo su alcuni punti, 3 su 4 in particolare, sta già lavorando per portare ulteriori miglioramenti a questo decreto Salvini, che alla fine abbiamo capito tutti essere positivo e con dei benefici nei nostri territori importanti. L'Associazione dei Comuni ha dunque messo sul tavolo delle controproposte per aggiustare alcuni aspetti ritenuti problematici della nuova legge: mantenimento dell'accesso allo SPRAR, l'accoglienza di secondo livello per profughi, per i soggetti vulnerabili, l'applicazione di modalità uniformi per la presa in carico da parte delle ASL dei richiedenti asilo e il diritto a conoscere le persone presenti nei centri di accoglienza.
Dall'incontro è uscito soddisfatto anche il Premier Giuseppe Conte. Direi che il clima per quanto ci riguarda è stato molto proficuo e diciamo, alcune di quelle che erano state rappresentate anche un po' enfaticamente come criticità applicative sono state già chiarite all'esito di questo primo incontro con la delegazione ANCI. Secondo il sindaco di Treviso, durante il vertice si è anzi constatato ancora una volta come il decreto sicurezza a firma del ministro dell'Interno Salvini rappresenti il passaggio determinante per risolvere definitivamente il nodo immigrazione. Non si può ragionare esclusivamente sul decreto Salvini senza tener conto del grande lavoro che il ministro sta facendo anche da un punto di vista di dialogo e confronto con l'Europa per quanto riguarda il tema degli sbarchi. Quindi un appuntamento positivo che vedrà delle note assolutamente importanti a miglioramento di questo decreto. Un altro tema caldo, caldissimo, quello dell'allerta smog. Se a Padova e Venezia da domani scatta l'allarme rosso, a Treviso rimane in allerta arancio per il rotto della cuffia. Treviso scampa l'allerta rossa per qualche decimale, grazie a una giornata a solo 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria, soglia limite che però non è stata tecnicamente superata, evita i 10 sforamenti consecutivi, quelli registrati per intendersi a Padova e Venezia, e quindi l'inasprimento dei blocchi stabiliti dall'accordo di bacino padano. Siamo ancora in allerta arancio perché abbiamo avuto un rientro sotto i 50 ppm per metro cubo d'aria, quindi fino al prossimo allarme, potrebbe essere la prossima settimana, siamo ancora in allerta arancio. Siamo sempre al limite, purtroppo le condizioni climatiche non ci favoriscono, si spera che alla fine di questa settimana ci siano delle perturbazioni, si porteranno un po' di pioggia che potrebbero rasserenare i nostri climi personali. Le prime precipitazioni in un nord Italia ormai assetato si attendono da giovedì. Un peggioramento della situazione smog a breve è dunque scongiurato. Le categorie economiche trevigiane erano molto preoccupate per l'eventualità di blocchi penalizzanti per i furgoni a diesel in uso ad artigiani e commercianti. Questo potrebbe essere un problema, diciamo che tutte le deroghe che abbiamo messo in campo che consentiranno la circolazione dei mezzi commerciali se utilizzati ad uso appunto commerciale o per consegnare del materiale, e quindi siamo abbastanza confidenti che questo non rallenterà troppo l'economia della città. Se fosse scattata l'allerta rossa sarebbe stato comunque importante comunicarlo tempestivamente, motivo per il quale Cassugana sta per acquistare e posizionare nei punti di maggior passaggio dei nuovi display luminosi. Saranno utilizzati per questioni polivalenti, quali in questo caso il fattore ambientale, ma non solo, potranno segnalare quello che sono interruzioni delle carreggiate per eventuali lavori o segnalare eventuali incidenti, rallentamenti, e questo consentirà una velocizzazione di quello che è lo smaltimento del traffico in diversi punti della città. Ancora trasporti, il personale di Trenitalia del Veneto ha deciso di incrociare le braccia. Le segreterie regionali di Veneto dei sindacati FIT, WILT, UGL e FAST hanno infatti proclamato uno sciopero per il 18 gennaio dalle 9 alle 17. Si preannuncia dunque un venerdì nero per i passeggeri. Possibili disagi, ritardi ma anche cancellazioni di diverse tratte. Ha aderito alla protesta tutto il personale, dai macchinisti ai capotreni alle biglietterie. Potrebbero esserci anche dei problemi sui treni ad alta velocità. Hanno invece preso il treno una coppia di genitori nella stazione di Treviso, però si sono dimenticati il loro bimbo a terra. Mamma, ho perso il treno. Potrebbe iniziare così la vicenda di un bimbo di 7 anni rimasto a terra in stazione a Treviso. In realtà i genitori sono saliti sul convoglio per salutare alcuni parenti che stavano andando in Austria. Il treno era arrivato con qualche minuto di ritardo e la sosta quindi si era ridotta, ma questi genitori non lo avevano pensato, così sistemati i bagagli dei familiari hanno iniziato i saluti, qualche chiacchiera in più e all'improvviso le porte si sono chiuse, ma il bimbo non era salito, era rimasto a terra in attesa che i genitori scendessero. Sbalordito e spaventato il piccolo di 7 anni ha visto allontanarsi il treno. I genitori hanno immediatamente avvertito la Polfer che hanno rintracciato il minore. Gli agenti lo hanno assistito e tranquillizzato fino all'arrivo dei genitori. Mamma e papà sono dovuti scendere a Conegliano e riprendere subito il treno per Treviso per poter riabbracciare il figlio. Adesso l'influenza con il picco che ormai è arrivato e l'impennata di ricovero ovviamente soprattutto di anziani negli ospedali della Marca. Trevigiani a letto, l'ondata di influenza è arrivata con un picco di ricoveri soprattutto fra gli ultra 75 anni.
Come era stato annunciato, si tratta di un virus piuttosto violento, febbre alta, cefalea e tosse. Il picco massimo lo abbiamo già, tant'è che sia a Montebelluna, Castelfranco che Conegliano, Vittorio abbiamo tanti posti letti occupati da persone over 75 che hanno contratto l'influenza e quindi sono ricoverate nei nostri ospedali. Negli ultimi giorni sono aumentati i ricoveri, la direzione generale ha disposto il potenziamento del personale soprattutto nelle aree dove c'era più bisogno, ma oltre all'influenza a creare ulteriori problemi anche alcune forme virali e batteriche. Al Cafoncello infatti sono aumentati i ricoveri dovuti a bronchiti e broncopolmoniti non strettamente legati a questa influenza. Anche a Treviso c'è già un incremento, però stiamo gestendo bene, ringrazio tutti gli operatori che stanno gestendo molto bene, non creando difficoltà alle persone e ai familiari. I consigli sono sempre gli stessi: ai primi sintomi rimanere a casa al caldo, in caso di necessità chiamare il proprio medico di base. Comunque alla fine l'influenza vera e propria potrebbe arrivare a colpire 100.000 trevigiani, più del 10% della popolazione, ma il personale medico spera di poter ridurre al massimo gli accessi al pronto soccorso, anche tenendo conto della massiva campagna di vaccinazione fatta durante questi mesi. Un camion vela parcheggiato di fronte alla sede dell'Ordine dei Medici di Treviso, a poche centinaia di metri dall'ospedale del Cafoncello, e un cartellone che denuncia come solo il 15% dei medici sia vaccinato e aggiunge: tutti fidi dei medici, come a dire che se neppure i dottori si vaccinano un motivo ci sarà. La provocazione del movimento Novax Siamo, che professa, così sostiene, la libertà di cura. Numerose le segnalazioni ai vigili urbani arrivati poco dopo sul posto, con i vertici dell'Ordine dei Medici che hanno contattato il sindaco per chiedere di far rimuovere il camion e ha annunciato una denuncia nei confronti degli autori della campagna Novax. E adesso a Mogliano, dove dal pomeriggio sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Donatori del Sangue, che quindi come area non sarà più disponibile come zona di sosta. Allora è stato predisposto un piano straordinario di parcheggi per evitare il temuto caos in città. Con oggi pomeriggio iniziamo i lavori in Piazza Donatori di Sangue. Bene, no? perfetto. Nuovo parcheggio, nuovo mercato del pesce. Volantinaggio al mercato per il sindaco Carola Arena, impegnata nella distribuzione ai moglianesi dei pieghevoli con il piano straordinario dei parcheggi, pensato in concomitanza con l'inizio dei lavori in Piazza Donatori del Sangue. Intervento necessario ma che toglie di fatto ai cittadini una buona fetta di parcheggi, questione che nelle ultime settimane ha creato in paese non poche preoccupazioni e qualche malumore. Il Comune tenta ora di fermare sul nascere ogni polemica con una riorganizzazione dei parcheggi. Fosse indispensabile quantomeno raggiungere l'obiettivo di mantenere lo stesso numero di parcheggi a disposizione dei cittadini con l'inizio proprio dei lavori di riqualificazione. Abbiamo raggiunto questo obiettivo, addirittura l'abbiamo superato perché oggi con questo nuovo piano parcheggi abbiamo a disposizione 200 parcheggi in più. I circa 170 posti in più sono quelli di via Tavoni, liberi solo il lunedì, via Trevisanato di fronte alle poste e quelli del Parco delle Piscine, dove sono state realizzate le strisce che delimiteranno gli spazi di sosta e l'area è stata collegata a via Verdi con un ponticello pedonale. Novità anche per il parcheggio di fronte al cimitero, non più disponibile lunedì perché ospiterà le bancarelle del mercato attualmente presenti in Piazza Donatori del Sangue, mentre negli altri giorni in diverse fasce orarie sarà libero con disco orario. In generale il 60% dei parcheggi sarà totalmente libero, il 30% con disco orario e i restanti a pagamento. Riorganizzazione che continuerà fino al termine dei lavori in Piazza Donatori del Sangue, previsto per fine maggio, ma sul fronte parcheggi in arrivo un altro intervento dietro il distretto sanitario. Stiamo realizzando anche quella parte lì, sono una 60ina di parcheggi, sono già in fase di realizzazione. Torniamo a Treviso, fissata per domani la nuova asta per il tennis Zambon di San Lazzaro, 500.000 euro la richiesta per una zona che potrebbe trasformarsi in palazzine e villette. L'appello allora del volto storico del tennis trevigiano: non cancellate 50 anni di sport. Immagini di quando il tennis era un'istituzione per la città. Erano gli anni '80, la racchetta era quasi uno status symbol per il capoluogo di una provincia tra le più ricche d'Italia. Oggi invece è così. A Zambon si è sostituita un'altra insegna, ma soprattutto l'intera area è finita all'asta, che domani verrà battuta per la 4ª volta. 500.000 euro la richiesta per chiudere un credito aperto con la Banca di Monastero del Sile e con Veneto Banca. Pepi Zambon, ieri motore dell'impresa, oggi è fuori dai giochi. Travolto dai debiti, ha lasciato tutto per ricominciare ad Ascoli Piceno. Poi il nuovo approdo nella Marca per gestire gli impianti a crocetta e oggi in città per lanciare un appello ai possibili compratori.
non smantellate ma rilanciate l'impegno di una vita. Lì c'è la possibilità di fare un centro fisioterapeutico in quell'area che c'è confina con la ferrovia. Ed era importante, solamente che non mi hanno ascoltato, che naturalmente avrei toccato certi equilibri, diciamo, commerciali e avrei messo in difficoltà qualcuno. Progetti che Zambon aveva esposto anche a Cassugana, con l'idea che il comune rilevasse tutta l'area. Ho riunito Camolei, Manildo e Grigoletto per esporre questo programma, poi è anche dopo lo stesso, nel tempo, avevo chiesto se potevano darmi una mano per poter sviluppare quell'area morta verso la ferrovia e fare qualcosa. Tutto morto. Ma questa, sottolinea Zambon, ora è acqua passata. Oggi bisogna pensare al rilancio, per il quale mette a disposizione tutta la sua esperienza sportiva. C'è certa fame ancora di tennis fatto in una certa maniera. Sì, si può tornare a quello, ma quello che più conta sono le famiglie. Riunire le famiglie, quello noi siamo riusciti con la piscina a riunire le famiglie. Due compleanni diversi ma ugualmente speciali, quelli che vi racconteremo subito dopo la pubblicità. RC2. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale di Treviso, la grande festa di ieri per i 40 anni di un simbolo degli alpini, il mulo Iroso. Eccola qua, 2,12. La matricola di Iroso, ultimo mulo alpino ad aver svolto il servizio militare, la mostra il presidente del Veneto, Luca Zaia, alla festa di compleanno del grande vecchio che ha raggiunto l'eccezionale età di 40 anni. Con il suo proprietario Antonio De Luca e gli alpini, vertici dell'associazione compresi, che lo hanno festeggiato a Cappella Maggiore. Devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto e anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo, Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli. E ieri a festeggiare questa istituzione, non più solo un soldato, ha detto Zaia, ma a tutti gli effetti un generale, c'erano anche 3 sindaci di Cappella Maggiore, ma anche Vittorio Veneto, Fregona, e proprio in una stalla di Fregona da 15 anni Iroso vive affiancato dall'asina Gigliola, ben più giovane del suo straordinario compagno, ex brigata Cadore. Il mulo nasce, ricordiamolo tutti, da un incrocio tra un asino maschio e una cavalla, la femmina del cavallo. E Iroso è la sublimazione della potenza dell'asino e del cavallo, quindi porta in sé le migliori caratteristiche dei due soggetti. Un servitore della patria lo definiscono gli alpini, che gli hanno augurato buon compleanno con una lettera carica di affetto e di stima, un veterano dell'associazione a cui Zaia ha augurato inoltre altri 40 anni davanti a sé. Ed ora nonna Elisa Zottarel, che nel quartiere di Santo Antonino a Treviso ha compiuto oggi 100 anni, una vita iniziata a Genova con i primi vagiti in uno stanzone da profughi della Grande Guerra. Un compleanno eccezionale con una piccola richiesta al sindaco. Come hai fatto arrivare fino a 100 anni? Lavorando. Sempre? Ho sempre lavorato perché ho avuto sia i fioi e mia casa sempre in ordine. Ecco l'elisir di lunga vita, almeno secondo Elisa Zottarel, classe 1919. Lei appartiene a quel piccolo esercito di oltre 250 persone che nella Marca hanno superato il secolo di vita. Per l'80% sono tutte donne, trevigiane che con occhi come questi hanno passato 2 guerre che le hanno temprate. Tante storie tutte diverse e quasi tutte iniziate tra le 1000 difficoltà, come per nonna Elisa, che il 14 gennaio di 100 anni fa nasceva lontano dalla sua Treviso. A Genova profuga. Poi la fanciullezza nel cuore di Treviso. Come gera a Piazza Poi dei suoi anni? Panchine e una fontana in mezzo. Sì. Avevamo giocare a 3 in una panchina, mio e mio fratello. Però mio nonno aveva il forno, che è il forno del Pipetta, io chiamavo. Fotogrammi di un film lungo 100 anni, in parte fermati da queste fotografie. La nonna da bambina, lungo una delle tante strade polverose della Treviso degli anni 30, poi il matrimonio con quel giovane tanto alto da far soprannominare la coppia la chiesa col campanile. Il viaggio di nozze a Padova, pagato dal compare. E poi ancora la guerra, col marito al fronte, prima in Abissinia e poi in Albania. Quando finisce la guerra i figli sono 6 e inizia la ricostruzione. Poi il boom e la voglia di dimenticare nei sorrisi di una giornata sulla neve o sulla sabbia infuocata di Jesolo. Tutto è sempre un passo dietro l'altro fino ad oggi e dentro a questa casa, da subito dopo la guerra, la sua casa, che per niente al mondo vuole lasciare.
Per questo dalla figlia un piccolo appello al sindaco Conte. Mia mamma ha 100 anni, non cammina più, non fa più le scale. Se ci dà un aiuto di fare la seggiolina per portarla giù. Un piccolo regalo per nonna Elisa, perché quello più grande è l'affetto quotidiano di figli e nipoti. Un esempio sempre più raro nella nostra società e per questo da valorizzare. Ma a questo punto l'ultima parola spetta a lei, che da nonna manda i suoi consigli ai giovani. Chi fa sapere, chi studia e chi si passa una posizione qui viene grandi. Ascoltate i consigli di nonna Elisa e complimenti ancora e auguri per questa nonna di ferro. Dopo le feste intanto natalizie è già tempo di carnevale e allora ha preso il via la sfilata dei carri mascherati a Castagnole di Paesi, un appuntamento che si rinnova da molti anni grazie ai tanti volontari. Apertura della sfilata, come vedete, con le maggiorette, tra i tanti carri l'Arca dell'Allegria, quello della Regina Elisabetta e di Lupen III per l'allegria di tutti i bambini della scuola dell'infanzia di Castagnole e anche degli adulti presenti per una giornata allegra e spensierata terminata come si conviene con crostoli e frittelle. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione, fra pochissimo 20:10 con Ferdinando Varino ci saranno l'onorevole Roberto Caon di Forza Italia e poi Alberto Villanova della Lega e poi alle 21:15 torna a Ring Cesare Battisti in galera, questa sera alle 21:15 torna a Ring nel giorno in cui giustizia è stata fatta per i familiari delle vittime di Cesare Battisti, vedremo una lunga intervista ad Adriano Sabadin, figlio di Lino, ucciso dal terrorista. Parleremo ovviamente di questo e delle ultime novità sul fronte politico con Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia, l'onorevole Roger Domenech del Partito Democratico e Alberto Villanova della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Una settimana sempre in compagnia del sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con pochi nubi su tutte le province della nostra regione. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime tra i 5 e 8 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che sarà infatti sereno o al massimo con presenza di pochi nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -3 e 0 gradi, massime comprese tra i 5 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, le precipitazioni a nord tenderanno ad esaurirsi e su tutto il territorio tornerà il sole. Temperature minime comprese tra i -3 e i -2 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.